partiti da Escolca e stiamo andando in direzione Cagliari e ci dobbiamo fermare al village camping di Quattro Mori di Is Perdigonis, per gli amici Muravera. Potete ammirare che siamo sul culmine di una montagna spettacolare, ancora allo stato brado. C'è un falco che sta volteggiando sulla nostra sinistra lì, guardate che meraviglia lì sopra. E dalla terra immensa al centro della Sardegna, la terra più vera, ci stiamo avvicinando invece sempre di più alla costa sud orientale, quindi il mare della Sardegna che si affaccia sul Mar Tirreno. C'è un vento di maestrale molto forte, costante, che ci sta accompagnando in questo viaggio da diversi giorni e che anche oggi non si fa mancare, infatti sta pettinando un po' tutti gli arbusti e in qualche maniera anche le piante di mirto. Il cielo, che di solito è azzurro pieno, in questi giorni è sempre un po' velato con queste nuvole molto veloci di passaggio che tingono come se fosse un quadro tutto il nostro orizzonte. Questa Sardegna nuragica che ci ha affascinato tanto e che in questi giorni ci sta regalando delle emozioni nuove, sia per quanto riguarda il paesaggio, la natura, la fauna, ma anche per quanto riguarda le persone che abbiamo incontrato e che in qualche maniera sono diventate parte della nostra vita, del nostro futuro e rappresentano in qualche maniera questo nostro nuovo modo di guardare il mondo attraverso occhi diversi. Ecco, questo è il viaggio che stiamo compiendo e che ci porterà in qualche maniera in qualche destinazione, ma sicuramente ci farà tornare a casa. Guardate lì una mucca meravigliosa sulla destra in alto, in mezzo al mirto, e qui avanti abbiamo un po' di altri buoi, stiamo arrivando sui buoi. Dicevo che ci porterà a guardare il mondo con un'altra ottica. Qui ci dobbiamo fermare perché abbiamo gli ospiti. Questa è la Sardegna nuragica. Abbiamo appena passato 2 antenne spaziali di qualche osservatorio astronomico. Sono delle radioantenne molto grandi.
probabilmente la ruspa con i cingoli. Questa l'ho chiusa, non ho capito. E avranno avuto qualche problema.